5.000 mi piace e vi porto un'altra 24 ore sul cibo che scriverà uno di voi qui sotto nei commenti. E Wagyu, ciao, benvenuti sul canale Super Allan, siamo qui oggi con un nuovo video e oggi Wagyu finalmente si mangia. Godo! Oggi ragazzi, come avete visto dal titolo e dalla miniatura, porterò la mia seconda 24 ore sul canale, dove però sarà il Napoli Creators a decidere cosa andrò a mangiare. Quindi sì, sono contento da una parte, però dall'altra diciamo, perché magari qualcuno di loro fu scemo e chi lo sa cosa mi farà mangiare. Spero tutto quanto buono. Wagyu, comunque non vedo l'ora perché le 24 ore sono sempre belle perché si mangia. Se vi piacciono questi contenuti e ne vorreste altri sul canale, lasciate tanti bei mi piace, anzi facciamo così: 5.000 mi piace e vi porto un'altra 24 ore sul cibo che scriverà uno di voi qui sotto nei commenti. E ovviamente iscrivetevi al canale perché vorrei regalarmi questo piccolo grande sogno. Arriviamo a 100.000 iscritti entro la fine di quest'anno. Aiuto, non perdiamoci in altre chiacchiere, tengo fam, quindi cominciamo subito dalla colazione. Anche perché voglio sono le 11:34 e sono con il capitano del Napoli Creators. Andrea? Già? Allora Andrea, oggi dovrò mangiare quello che mi dirà il Napoli Creators e visto che sono le 11:34 facciamo colazione insieme. Andrea, che devo mangiare per colazione? La mia merda? Andrea, diciamo sono intollerante alle feci. No, Perché comunque le feci... allora sono... sono buono. So che tu tipo a Napoli ti puoi mangiare. Di solito ci mangiamo quel cornetto là a Piazza 3,30 e tu ti mangi sempre quello vegano. Sì. Ti devi mangiare quello con lattosio. Come con la tua? Sì. Andrea, ma caga sotto! Appunto. Non vuoi? No. Ma io decido. Ma non posso! Vorrei, ma non posso! Buongiorno, allora un cornetto a Nutella e uno vegano e un'acqua naturale. Grazie. Perfetto, una giornata, ciao. A posto, Wagyu, cornetti, acqua presa, godo. Ma ragazzi sta Andrea? Ci pensa Andrea, Wagyu? Non lo trovo veramente. A few moments later. Cioè, assurdo, Wagyu. Perché sono attratto dai vigili? È assurdo, da quando ho sta macchina da dicembre mi hanno fermato 10 volte, 10 di numero. A Mirko, ce l'ha da 10 anni quella di macchina. Quando l'hanno fermata a Mirko, quando stavamo andando a fare la permuta per la sua macchina con questa merda di macchina, che evidentemente è attratta da quei figli di 7 mesi, 10 volte che mi hanno fermato. Vabbè Andrea, non ti preoccupare perché ci penso io ad addolcirti. Ho preso i cornetti, facciamo colazione insieme e godo. Facciamo lecchi comunque. Immagino. No. Cornetto migliore di Napoli. Ciao. Allora c'è da dire che qui ci veniamo ogni volta che dobbiamo fare colazione. Come si chiama? Vabbè, è una 3,30, aiuto. No, è forte. Dove si scende con le scale, regà. No, ma è forte soprattutto perché c'hai i cornetti vegani. Ma a parte quello, però, ma proprio la consistenza del cornetto, questa è la mia preferita. È tipo tra il morbido e il crunch. Ragazzi, il crunch sento proprio poco. C'è a chi piace col crunch il cornetto, a me no. Ok, guarda perché sto surando. Oh, ma mi sto gritando sanca. Ma vedi che motorino a destra e a sinistra. Cioè, a masciare comunque niente, prendiamo il cornetto vegano. Anche perché i vegani, allora, visto che sono intolleranti al lattosio, questo lo dico per chi non lo sa, e devo prendere per forza il cornetto vegano, perché i vegani non mangiano uova, latte, una roba del genere. Spero di non dire stronzate. Comunque il latte non lo mangiano e quindi nel cornetto il latte non lo mangiano. E quindi buona colazione. Perché comunque il latte si mangia. Ma per spizia posso assaggiare? Come assaggiare? No Andrea. E tu assaggia un po' di questo. No Andrea, ti ho detto che io decido, un morsicino devi dare. Ma caga su. E va niente, un morsicino piccolo. No, piccolo! La macchina che dà bieccia, la sporca, troppo malava tu che calengo. Aiuto, fate colazione perché è il pasto più importante della giornata. Andrea, ma te lo faccio assaggiare ovviamente. Cosa? Facciamo il mio bene. Ma vuoi tutto? Così? Va. No. Andrea, ma no, prendi! Non voglio! Prendilo! No. Prendilo tutto! Governo uomo! Guardi! Già? Ma è il ballo della ciola! È il sigareno! Sì. Banderas! La guida? Se solo avessi le parole, te lo direi! Ecco. È bella macchina. Bussa. È un video? Garnaccio? Ti segue ogni minuto. Grazie! Complimenti! Andrea, che ore sono? Giovannino, sono le 14:06. Quindi? Quindi è arrivata l'ora della cena. Ah no, è arrivata l'ora dello spuntino.
Ah no, è arrivato l'ora del pranzo. È arrivata allora. Cata, stai zitta. Ok, allora pranzo, quindi Andrea. Sciale. Allora, ho chiamato il capitano del Napoli Creators, chiamiamo il baluardo difensivo del Napoli Creators. Chiama Sciale. Vai. Vediamo cosa ci dice. Diciamo Scialibù. Parla tu, Fra. Certo. Diciamo eccolo il baluardo difensivo del Napoli. Avvia. Dai coglioni. È mia. Se lo sta facendo qua. Allora, sto registrando. Ma che sta facendo? Sta cagando qua. Gira sta cazzo delle camere, teniamo fame. Come che devi fare? Allora, sto registrando una 24 ore dove il Napoli Creators decide al posto mio cosa devo mangiare. Lui non fa parte più del Napoli Creators. Ah, no. Vai a decidi cosa dobbiamo mangiare. Dipende dove state. Stiamo a Via mo. Fu bravo. Ma cuoppo fritto di pesce o di terra? Di qua. Di terra, Godo. Godo. Secondo me siamo andati bene per il momento. Non saccerà mai, però penso che uno si trova qua a Napoli. Ok, secondo me è ottima scelta. Grazie mille per aver deciso al posto mio. Godo. E voglio. Ciao. Buonasera. Ciao. E possiamo fare due coppi. Due coppi misti. Sta guarda. Comunque non vedi l'ora di venire qua tra le mani. Andrea. Diciamo. Oh, sto qua. Ok, 12, ok, Andrea Paolo. No, cazzo, prendo. Ah, io devo. Vai, resta e mangia. Ciao. Andrea. Resta e mangia. Vabbè, non tutto questo resto, magari qualche resto. 5 euro, 5 euro almeno. Fra, fa bella figura. Vai, guarda qua, guarda. Fa vedere? No! Non ci credo! Ammonati coriandoli di ciuano, giù! Non ci credo, ma che signore! Diciamo perché erano due ragazzi. Qual è il mio? Questo? Oh, aiuto. Diciamo, chiamiamo Antonio. Anta? Che io chiamo ad Antonio? Cosa dobbiamo bere vicino? Io acqua naturale, per forza. Solo acqua naturale? Io decido quello che vuoi. Anto fu? Fu un anto? Anta? Non rispondo. Chi chiama se no? Chiama Patrizio. Enzo Costo. Patrizio. Ma perché stai scanno? Patrizio sono sicuro che risponde su. Patrizio, diciamo, chiami. Ma subito. Oh, Patri, devi decidere una cosa. Super Allan si deve bere una bibita. Decidi tu Coca-Cola, Fanta, Pepsi, che ne sai? Birra. Tu dici, poi tu spiegare. che cosa si deve bere? Sì. Figa. La figa. Una tena, non penso che la tena. No, figa. La figa è una tena. Allora vado a bere l'angelo azzurro. Che cazzo è? Ah, birra. L'angelo azzurro, il drink. No, Frana, è Ma cosa dici una normale. Coca-Cola, una Fanta. No, troppo semplice, Coca-Cola e Fanta. Una birra secondo me. Dimmi. A Sprite, tenete a Sprite. Ok, a Sprite. Grazie Patri. Mi piace manca. Ciao Patri. Allora prendiamo la Sprite e la naturale. Ciao, pago io. Andrea? Godo. Mi piace manca Sprite. Fammi da saluto per il nostro gruppo. O gruppo di scema. Io comunque comincio a mangiare, godo. Eccoci. Io volete mangiare pure con noi? No. Ah, ok. Un saluto al gruppo Rescema. Ciao aiuto. Grandissimi. Fateci entrare presto. Ciao. Sì. La zeppola? Allora, Ragazzi, mangiamo. allora cominciamo a mangiare. Vieni, Grazie vieni. Polillo. Vuoi mangiare qualcosa? Ok, entra e paga. No, a parte scherzi. Se lo vuoi un poco, te lo posso dare. Fammi fare la foto. Sì. Vuoi una foto? Vai. Tu hai detto una foto. No, è di Andrea. Come sai? Come caccerai amico? Lo vuoi questo? Ma vieni in due video, se no non capisci. La do a un fan, ti? Mangiatela pure tu. Stai facendo questa video. Vieni in due video a mangiare. Buon appetito. Dov'è Gino? Avrei passato il blindato correndo là. Te lo giuro. Sta là, sai qua, riprendilo. Gira telecamera, gira. Quello qui. È passato adesso poi passa. Ti prendi, bravo, guarda ne so. Vai, ma che è un teatro. Vai. Oggi belle pure non si capita niente qua. Facciamola così la peppina. Con tutta la gente dietro a mangiare. Vai. Allora ragazzi, facciamo così oggi. Compagnia. Di dove siete? State in gita? Allora io intanto mi mangio il croquet con la patata di tua mamma. No, Andrea. È diventato un evento, bello e buono. Sì. Forza Napoli YouTube! Scia miseria, croquet in terra. A te. Poi in tutto c'è la challenge continua, Guarda, stai di Alfredo. Andrea, ma come piglia? Ragazzi, guardate il blindato. Fallo a me. Diciamo, Alfredo? Voglio andare tutti quanti dal blindato. Vuoi andate tutti da Alfredo? Vi prego, andate tutti là. Vai, di là. Godo. Vai, andate. Godo. Diciamo, vi stai mandando?
Ma che faccia è? Ok, può Allora, essere... forse possiamo continuare a fare la nostra challenge del cibo, perché ci stiamo facendo una 24 ore. Allora, un croquet, l'assaggio. Io una zeppulilla, si è fatta fredda, gessata. Però vabbè ragazzi, sono le cose belle. No, ma è incredibile. Bella e buona. Trovati in mezzo ad un evento. Un'invasione. Io basta fare foto a tradimento. Grandi. Oh Blinda, come ti sei sentito quando sono venuti tutti quanti là? Ha pagato. I miei amori. Comunque assurdo, 15 minuti. Ah, io non sapevo a chi rispondere. Adesso mi messo a mangiare, volevo mangiare la spaccimma e zeppola. Sì, ma mano con me l'usceva. Però sincero, wow, bellissimo. No, è incredibile. Facciamo una confusione. Una confusione bellissima. Di solito il caos è brutto, però questo caos qua è stato bello. Andrea, vuoi l'ultimo? L'ultima zeppolella. Ah, zeppola sì. Ok, vai giù. Abbiamo finito il nostro pranzo. È stato un pranzo molto particolare, come avete visto. Movimentato? Sì, ci ha fatto molto piacere ovviamente. Ah, aspetta, già bene. Stanno usando cose un canno qua. La Sprite, non mi crederai. Non l'ho mai bevuta perché non mi piace. Va. La prima volta grazie a Patrizio Chianese. Allora fatemi sapere a voi nei commenti se vi piace la Sprite. Già? Secondo me ti piace. O normale, non ti dice niente. No, perché quando stanno le bollicine a me pure l'acqua frizzante non mi piace assai. Però vabbè, è dissetante, va bene così. Ci vediamo dopo con la prossima clip. Ragazzi, adesso entreremo un attimo da Feltrinelli per sapere quante copie del libro di Andrea sono state vendute. 31 copie abbiamo venduto. Che buono. Sì. È rimasta una copia però. Sì. Lo posso vedere se Sì, allora appena in cima alle scale c'è il desk rosso, subito dopo ci sta il settore di sport e lo trovi là. Ok. Ma scusa, non lo puoi filmare? Fatti una pena, dici No. non lo puoi filmare. No, dici per il prossimo che viene. No, c'è fa sta cosa. Ah, perché ragazzi dovete sapere che non avete mai visto questa scena perché ho dimenticato di metterla in un vecchio vlog. In pratica Andrea per sbaglio, ve lo giuro, andava in un'altra Feltrinelli al campagna e ci sputò dentro un'altra copia. Quindi sta un libro sputato mentre là. lei parlava che io complimenti. Io pensavo che ci sputava in. No? Ma ecco, quindi uno sputo bel che buono. No Andrea, allora facciamo una cosa Andrea. Chi si viene a prendere l'unica copia con lo sputo di Andrea dentro alla Feltrinelli dove è qua? Vicino a Via Toledo. Andrea, secondo me andiamo a casa di questa persona che si compra il libro e facciamo qualcosa con questa persona. Ah, giù, adesso viene il lettriso. Allora, chi si compra questo vado a casa sua e glielo firmo pure. E poi facciamo qualcosa di carino insieme. Aiuto. Non vi potete sbagliare, guardate, devo mettere qua. Andiamo, mannaggia a tutti sta. Qua giù sono le 5:30 del pomeriggio, 17:30 e ovviamente ho un po' di fame, quindi è il momento di fare lo spuntino. Chi chiamiamo? Adesso lo scoprite. Il telefono a 1%, ragazzi, siamo quasi fregati. Il telefono a 1%, non sapevo. È scaricato. Quindi Chi facciamo la spacci mi clip a chiama? capoccia. E allora fai una videochiamata con spacciamo il telefono tuo. E come riprendere? Aspetta, c'ho la soluzione. Salve, ma mica c'avete una power bank o una cosa per caricare il telefono? Devo fare una chiamata importante. Grazie. Ciao, ma c'è il caricatore del telefono? Devo fare una chiamata importante se non è un problema. L'iPhone. Ma quello proprio, non mi dici di niente. Non mi si carica. Va, Cioè, praticamente siamo in ma un che parcheggio. mezzo? Ragazzi, siamo in un parcheggio di Quello auto. come si chiama? Per fare sta clip, guardate un po' che stiamo facendo. Guarda, non piglia cadino. Allora fallo Mica caricare. c'avete il wifi, no Puro. Mica c'avete il wifi. C'avete il wifi? Il wifi non dice a Riccardo il wifi non dice Andrea. Fallo io guaglio. Aspetta, pulito il caffè. Poi ci sta un bar qua vicino. Quello voi. Lo chiamo? Vai, Enzo Costa quindi. Enzo Costa. Aspetta. Enzo, una cosa importantissima. Mi devi dire cosa devo mangiare ora. È l'ora dello spuntino. adesso prende una bella sfilatina con parole e vai a avanzare No. Dici. Come pizzetti? È buona pizzetta capocchia e funghi. Te lo piace a te sì? No, a me mi piace la capocchia. Meglio robe di terra, non robe di pesci. Quindi che cosa, Enzo? Pizzetta, capocchia e fungo. E a me. Vabbè. Non ti sbagli. Ma poco in lento, varo pesce. Guarda che varo pesce. Quindi ragazzi, adesso setta capocchia e fung. Però poi- prima dobbiamo prendere il caffè. Sì, Ma è neanche un euro. pura! Vuol dire che è un po'. Adesso signore prima. Ma devo dire all'euro per il caffè, neanche niente. siamo pigliato Andina. Offri tu, cioè. Quando sta? Quando sta? Ne euro e 20 solo? Ah, 2 euro e 20. Prego. Ma... No, is. Pubblicità al garage. Come si chiama il garage? Garage Bellini, ragazzi. Garage Bellini. Allora, se venite qua, va giù 3 ore, 3 euro. 3 ore 3 euro
Tu lo vedi? Questo è il caffè barra. Ciao frate, ma. Grazie. No, forza di me. Oh, come forza di... A stasera però? No, io tifo di me proprio. Oh, come? Ti fa un di me. Come fai a No, ma non abbatte, ciao ma. Sei di Natale, non si ti ricavi di Ah, Natale. di Natale. Sta mammaggi, Ah, se permettete, via l'acqua. Pura, brutta pensa, figliare. Marovaglio, che risate, che personaggi, bravissime persone. Li ringrazio ancora per essersi messi a disposizione, se no non potevo fare la clip del pomeriggio. Quindi, stando a quello che ha detto Enzo Costa, vabbè, tralasciando il condimento di questa pizzetta, dovrei mangiare una pizzetta. Tu la vuoi? No. Ah, una pizzetta. Una pizzetta senza latticini. Questa. Va bene, questa qua. Cos'è? Pomodorini e olive. Pure una margherita di quelle. Itti una oliva. A olive? Eh no, tu itti una oliva. Ha detto Ivano che è tutto offerto. Ha detto male. Non lo puoi mettere a conto suo. Lo puoi chiamare? Tu c'hai il numero? Sa anche chi è Ivano? Anzi, Il resto è mancia. ma fa oggi? Queste sono le pizze che mi consiglia Enzo Costa. Buona la capocchia e pure i funghi. A finire pure un coppa a merda di valum. Ma mi sembra a me la capocchia porca. Babbo, mamma, ho finito. A cosa la equiparesti? A cosa la equipareresti? La fessa. Qua giù sono le 23:04. Una giornata non proprio felice per questi colori. Comunque, quasi mezz'ora fa, di un anno fa, vincevamo lo scudetto. E oggi? Un anno dopo vinciamo le coppole di casa. Allora, Chi chiamiamo? ci serve la cena, ovviamente. Speriamo che me la fanno addolcire sto pareggio del Chi Napoli. chiamare? Ma anche il bomber della squadra. Sì, vai. Andiamo Simone, dici di scimità. Simo, Simo? sto registrando. Allora Simo, il Napoli Creators in questo video mi sta praticamente decidendo quello che devo mangiare durante tutta la giornata. Mi manca la cena. Dimmi una cosa buona, almeno tu, perché Consoliamo, stasera... ciao. Bravo. Simo, fammi consolare. Però il consiglio che ti posso dare io è la pizza loca, frata. Godo! Simo? Ciao! Ragazzi, sta quasi per arrivare la pizza, ma prima c'è un annuncio importante da fare. Fallo tu, Alan, fallo tu. Allora, per tutte le ragazze interessate comunque ad un fidanzato, scrivete su Instagram ad Andrea Lombardo per fidanzarvi. Dai, Andrea, parole tue. Fidanzati. Allora, la tua ragazza ideale come deve essere? 3 caratteristiche. La prima, Bionda. la seconda. Che cosa? Vabbè, deve respirare. La terza, Tette, culo, che da tre. No, senza detto però. Senza dette. O culo, come dai? Visto bello? Visto che sa Come dai essere culo? con una panza super tutto contrario. Allora, Diciamo quindi un bel fetillo. No! Come no? Com'è il culo allora? Come ce l'ha Andrea però? allora, un tuo pregio, una tua caratteristica positiva. Voglio sposarmi. Un tuo difetto ci sta per la sincerità. Un tuo difetto. Un tuo pregio, Andrea, una Sono tua... carino, sono un ragazzo di Napoli. Io vado sempre allo stadio, bowling, cinema. Poi un tuo difetto, la tua cosa negativa, per essere sincero. Ballare. Balli male. Facci te. Vabbè, allora ragazze, bionde, senza tette e culo come Fuse Gamer. Oh, Andrea, proprio cesso. Basta, forza Vandanara, vai Vandanara mia! Allora facciamo un altro sondaggio. Vi piace di più il dolce o il salato la sera? Andrea? A me hanno visto solo le pizze. Uiziz. Pizze, raga! Buon appetito. Che ne vai sott'acqua? A me mi piace, Andrea mi porta un chilo di ragazze, vai! Chilo di ragazze. Ma che vanno appesa? Simone Crispo non sbaglia mai un gol. Pure stasera. Ciao Crispo, ti mando un grande abbraccio. Forza Crispo, uno di noi. Ale, questo sto pallone che è tardi, Ale. Ale, ma che stai facendo? No, sì, se parlo un gratuito. Appena pochi bicchieri, vedi, fa una cosa buona. 5 anni mi piace. E che fai? Metto le ragazze qua a casa di Fuse Gamer. Allora, Andrea. Quindi vorresti organizzare uno speed date qui. Sì? No, un appuntamento, ho capito, di Villas Bu. Fanno un appuntamento con le ragazze. Ah, tu devi essere il protagonista di questa nuova serie. Beh, Giova. Appuntamenti ignoranti. Potremmo pensarci, Appuntamenti ignoranti. Ma sai che era sceso? Ale, porca miseria. Magliù, purtroppo è arrivato il momento dell'ultima fetta di pizza. È una iuccia. Cerchiamo di godircela fino alla fine. Stavo dicendo.